A metà di febbraio i ritardi nella consegna dei vaccini, il Friuli Venezia Giulia si organizza. Riccardi, attendiamo una formalizzazione già dalla prossima settimana, si riparte. A Udine un gruppo di medici in pensione si è messo a disposizione del servizio sanitario per comunicare velocemente agli interessati gli esiti dei tamponi e per avere in tempo reale il tracciamento. Il Tribunale di Roma ha definito illegittimo il respingimento in Slovenia di un migrante, un precedente importante sul fronte della rotta balcanica. Le associazioni che si occupano d'accoglienza parlano di sentenza storica. Niente ristori, pochi clienti e incassi in picchiata con un meno 70%, così un negozio di abbigliamento del centro di Udine ha deciso di chiudere fino a che non si tornerà in zona gialla. Udinese molto attiva in questo mercato invernale per far fronte agli infortuni in attacco. Lasagna pronto a partire per Verona per oltre 9 milioni di euro. Al suo posto in pole Fernando Llorente del Napoli. A tutti voi buonasera, ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Tutta Europa e anche il Friuli Venezia Giulia erano in attesa di segnali da parte della Pfizer per quanto riguarda la fornitura dei vaccini dopo i ritardi che hanno di fatto pesato sulla campagna di vaccinazione in tutto il continente. Qualche segnale è arrivato anche alla nostra regione. Il vicepresidente Riccardi fa sapere che comunque si attendono formalizzazioni se si dovessero recuperare i ritardi accumulati già dalla prossima settimana. Potrebbero essere riaperte le agende per la prenotazione della prima dose in Friuli Venezia Giulia. Qualche segnale è arrivato anche al Friuli Venezia Giulia, ma attendiamo una formalizzazione prima di decidere come riorganizzarci. Riccardo Riccardi, vicepresidente della regione con delega alla salute, commenta così le rassicurazioni della Pfizer, la quale ha fatto sapere che saranno assorbiti entro la metà di febbraio i ritardi nella consegna dei vaccini. Lo ha annunciato un portavoce della Commissione europea sulla base di quanto reso noto dall'azienda produttrice. I ritardi di questa settimana, è stato riferito, hanno interessato tutti gli Stati membri. La casa farmaceutica ha fatto sapere che dalla prossima settimana le consegne torneranno al 100% delle dosi previste settimanalmente. I ritardi della Pfizer hanno fatto slittare anche in Friuli Venezia Giulia le vaccinazioni a favore di persone disabili e ultra ottantenni. In attesa di indicazioni certe, anche nella nostra regione si è andati avanti con i richiami, ma non con le prime vaccinazioni. Ci siamo organizzati per dar corso a diverse ipotesi, afferma Riccardi. Se ci sarà, almeno in parte, un recupero delle forniture nella settimana del 25 gennaio, spiega, potremo riaprire quella settimana stessa le agende per la prenotazione della prima dose. Il vicepresidente sottolinea che in Friuli Venezia Giulia tutte le persone che dovevano ricevere la seconda dose se la sono vista somministrare per tempo, grazie alle scorte appositamente messe da parte. Il governo italiano ha attivato l'Avvocatura Generale dello Stato per valutare diversi profili di responsabilità della casa farmaceutica Pfizer e le possibili azioni da mettere in campo a tutela degli interessi del Paese e dei cittadini. In questo senso è stato chiesto supporto anche alle regioni. Il commissario per l'emergenza Arcuri avrebbe sottolineato che spetta all'UE promuovere l'azione legale e che il foro competente è quello di Bruxelles. Resta da capire se le rassicurazioni di oggi della Pfizer saranno sufficienti e come l'Unione Europea deciderà di muoversi in questa vicenda. In Friuli Venezia Giulia le persone, i cittadini ai quali andava somministrata la seconda dose l'hanno già ricevuta. Nessun problema in questo senso, il problema invece riguardava le prenotazioni per la prima dose. Non è così in tutta Italia perché in alcune regioni si è andati avanti con i vaccini senza però mettere da parte le scorte per garantire la seconda dose. Lo sottolinea la Fondazione Gimbe che parte proprio da questo aspetto per fare un po' il bilancio sull'evoluzione della pandemia in Italia. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia migliorano di fatto tutti gli indicatori, restano ancora sotto pressione terapie intensive e reparti Covid. È fondamentale che le regioni accantonino i vaccini per la somministrazione della seconda dose. A sottolinearlo è la Fondazione Gimbe a fronte dei ritardi di consegna degli antidoti da parte della Pfizer. La campagna vaccinale, precisa il presidente di Gimbe, Nino Cartabellotta, non è una gara di velocità. L'unità di misura su cui confrontarsi non è il numero di dosi somministrate, ma la percentuale della popolazione che ha completato il ciclo vaccinale. Garanzia è di efficacia del 94-95%
95% nel prevenire il Covid-19 sintomatico. Al 20 gennaio risultano consegnate alle regioni 1,5 milioni di dosi, l'80% delle quali già inoculate. Solo 9.160 persone però hanno completato il ciclo vaccinale e 13.534 avrebbero già dovuto ricevere la seconda dose. Quanto all'andamento dell'epidemia, la Fondazione Gimbe evidenzia che solo le zone rosse, come quelle imposte dal decreto Natale, sono la vera arma per piegare la curva del contagio. Il monitoraggio della settimana 13-19 gennaio rileva la riduzione dei nuovi casi e una lieve flessione di decessi e ricoveri, legate, per la Fondazione Gimbe, proprio alle restrizioni introdotte durante le festività. Rimane ancora alta, seppur in lieve calo, l'ospedalizzazione. In Friuli Venezia Giulia l'occupazione delle terapie intensive è al 36% rispetto alla soglia critica del 30% e alla media nazionale del 29%, mentre quella degli altri reparti è al 54% rispetto ad una soglia del 40% e ad una media italiana del 36%. Gli altri indicatori presi in considerazione dalla Fondazione Gimbe risultano in miglioramento in Friuli Venezia Giulia. Sono 25 oggi le persone morte con Covid in Friuli Venezia Giulia, a cui si aggiunge un decesso risalente al mese di dicembre. Su 7.817 tamponi molecolari eseguiti sono stati rilevati 504 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 6,44% che torna a crescere. Su 2.168 test rapidi antigenici effettuati sono stati 153 i casi rilevati, il 7,05%. I ricoveri nelle terapie intensive sono 59, quelli in altri reparti 680. Diminuiscono le persone in isolamento, che oggi sono 11.441. Uno dei punti deboli del sistema è da tempo quello del tracciamento. Proprio per questo un gruppo di medici da poco andati in pensione ha deciso di scendere in campo proprio per far fronte a questo problema. Comunicare gli esiti dei tamponi per il Covid-19 ed effettuare il tracciamento dei contatti ed eventuali contagi nel più breve tempo possibile. È quanto si prefigge un gruppo di volontari, soprattutto medici andati in quiescenza recentemente, per aiutare il servizio sanitario a dare risposte celeri ai cittadini. Siamo partiti in 3 o 4 e siamo già una ventina, perché in verità sono tanti i colleghi che sono disponibili a fare delle cose così, di volontariato, sapendo che questa cosa può essere utile. Di fatto quello che cominciamo a fare è si chiama pre-tracing, con un linguaggio sempre mediato dalla lingua inglese, cioè nella giornata stessa avvisiamo le persone che hanno fatto il tampone quel giorno lì dicendo: guardi che il suo tampone è risultato positivo. Quindi da subito isolamento, avvisi tutti i suoi parenti, si faccia l'elenco delle persone che ha incontrato nelle ultime 48 ore, negli ultimi 2 o 3 giorni, e si rivolga al medico curante per la spesa così, per i farmaci cos'ha, si chieda al suo medico, arriverà una telefonata più strutturata da parte del Dipartimento, ma lei intanto prepari tutte queste informazioni. In questo modo diamo una piccola risposta nell'immediato alle persone che sono un po' in ansia perché hanno fatto il tampone e non sanno che cosa questo comporterà, e prepariamo una strada per velocizzare poi anche il percorso che il Dipartimento farà il giorno o i 2 giorni successivi, insomma. E adesso il tema della scuola, con le proteste e anche le iniziative delle ultime settimane. In merito al secondo ricorso presentato al TAR da un gruppo di genitori sulla seconda ordinanza Fedriga, che blocca le lezioni in presenza fino al 1° febbraio per le scuole superiori, c'è una novità. La richiesta di sospensiva è stata rigettata. La cautelare è stata respinta non per l'infondatezza delle ragioni dei ricorrenti, ma perché durante la consultazione di oggi è emerso che l'amministrazione scolastica, prima del 27 gennaio, non sarebbe stata in grado di riorganizzare il rientro in presenza, spiega l'avvocato Filippo Pesce, che rappresenta un gruppo di genitori del Friuli Venezia Giulia, appunto i
ricorrenti. Adesso la palla torna alla Regione che dovrà decidere cosa fare. Confidiamo che Fedriga, riferisce l'avvocato Filippo Pesce, non emetta altri provvedimenti restrittivi in tal senso. Borgostazione al Setaccio a Udine per verificare il rispetto delle normative anti-Covid, 41 negozi controllati, 7 sono stati chiusi. 7 le attività chiuse in Borgostazione a Udine. In mattinata, su disposizione del questore del capoluogo friulano, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, anche con 2 unità cinofile e la Polizia locale, hanno svolto mirati controlli anti-Covid. Sono state identificate 115 persone, controllati 41 pubblici esercizi e 41 veicoli. Le attività sono state chiuse per violazione dei protocolli per il contenimento della pandemia. Tra queste 2 saloni di parrucchiere da parte dei Carabinieri del Nil e un negozio di barberia da parte della Polizia di Stato. 2 le persone sanzionate. Una non indossava alcuna protezione delle vie respiratorie, l'altra ha violato senza motivo il divieto di spostamento tra comuni. Quest'ultima è stata trovata anche in possesso di 2 grammi di hashish e segnalata quindi alla prefettura come assuntrice. I controlli proseguiranno anche nelle prossime giornate. Negozi dunque chiusi dalle forze dell'ordine e altre attività che invece decidono di abbassare le serrande perché non ci sono le condizioni per andare avanti. Niente ristori, pochi clienti, incassi in picchiata con meno 70% di vendite. Così un negozio di abbigliamento del centro di Udine ha deciso di chiudere fino a che non si tornerà in zona gialla. Altri 2 commercianti della zona lamentano una situazione ormai insostenibile. Il suo negozio riporta una scritta: zona arancione, io chiudo. E con la zona arancione non ha senso tenere aperto. La gente non esce, tantissime persone in smart working non comprano, sono poco predisposti a spendere in questo momento, non vale la pena. Ha stimato un calo sulle perdite? Sarà il 70%. Un calo terribile è stato. I ristori, guardi, quando sento che c'è il quinto mi vengono i brividi, perché io ne ho preso uno da Fedriga di 1.344 euro, punto. Non ci prendano in giro, la devono smettere, ci lasciano lavorare magari pochino. Finché rimane arancio io tengo chiuso. Dire che sta andando bene non si può, perché a differenza della zona gialla, la zona arancio purtroppo preclude la fruizione del centro storico a gran parte della gente. Difatti una delle incongruenze più grosse è che per i piccoli comuni è permesso di spostarsi nel raggio di 30 km dove vogliono, è l'esclusione del centro cittadino. Che cosa significa? Che è una misura presa, secondo me, per favorire i centri commerciali. La zona arancione è un escamotage per non darci i ristori, ma farci vivere come se fossimo in zona rossa, la stessa cosa. E quindi questo è quanto. Noi diamo un servizio, vogliamo tenere aperto per continuare a dare un servizio e per continuare a dare un segnale di vita in un momento in cui pare che intorno abbiamo soltanto la morte, la desolazione. Però obiettivamente è dura, ogni giorno di più è dura. E dopo l'approvazione al Senato dello scostamento di bilancio da 32 miliardi c'è attesa nel mondo del commercio per capire come i fondi saranno utilizzati per i ristori. Ne abbiamo parlato con Alberto Marchiori, presidente Ascom di Pordenone. I 32 miliardi di euro messi sul piatto dall'ultimo scostamento di bilancio possono sembrare una cifra cospicua, ma dovendo servire ad arginare molte falle, rischiano di essere utilizzati solo per dare qualche contentino a tutti. Per questo andranno gestiti al meglio, ne è convinto il presidente di Ascom Pordenone Alberto Marchiori, alle prese con la conta dei danni nel terziario. Fermo restando che sono, ribadisco, elemosine rispetto ai danni che l'economia ha, che socialmente hanno i nostri imprenditori anche sotto il profilo psicologico e che le nostre famiglie hanno. I soldi messi sul piatto non sono mai sufficienti, il nostro presidente nazionale IFIP è stato a parlare col ministro, la coperta è molto corta, sono 32 miliardi che devono utilizzare su diversi fronti, per cui
non saranno sufficienti. Il messaggio alla politica è diretto. Trovino delle soluzioni per uscire indenni da questa situazione che si presenta catastrofica, con i licenziamenti che sono stati prorogati, la cassa integrazione, tutto questo finirà e noi riteniamo che si possa ovviare riducendo ed eliminando i ristori, facendo tornare a lavorare i nostri imprenditori. Marchiori inoltre guarda con preoccupazione alle attuali vicende del governo. Sicuramente non sarebbe il momento, perché con questa pandemia qualsiasi distrazione come dire, andrebbe evitata. Se non c'è la possibilità di governarlo e soprattutto con gente capace, le urne sono l'unica medicina, cioè io non vedo altre soluzioni. E a proposito della situazione a Roma, allargare la maggioranza al più presto è questo che ha promesso il Premier Giuseppe Conte al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell'incontro di ieri al Quirinale. Poco fa invece il Presidente ha incontrato i leader del centrodestra, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani. Ieri si è svolto il primo vertice di maggioranza senza Italia Viva, priorità appunto blindare il governo, allargando la maggioranza e riuscendo a convincere almeno 5 senatori finora ostili in meno di una settimana. Mercoledì prossimo ci sarà la relazione sullo stato della giustizia del ministro Bonafede. Se confermata l'intenzione di Italia Viva di votare contro, il governo rischierebbe nuovamente la crisi. Step successivi saranno il patto di legislatura tra le forze della maggioranza e quindi il rimpasto di governo per evitare un Conte-ter, ma piuttosto per inaugurare una seconda fase del governo Conte 2. È una sentenza storica, secondo le associazioni che si occupano di accoglienza. Il Tribunale di Roma ha definito illegittimo il respingimento in Slovenia di un migrante, una decisione che va a costituire un precedente importante che potrebbe cambiare la situazione del confine orientale e la rotta balcanica. La riammissione in Slovenia di un migrante arrivato in Italia dal Pakistan tramite la rotta balcanica non era legale. Lo ha deciso il Tribunale di Roma dopo il ricorso presentato dagli avvocati Caterina Bove e Anna Brambilla, socie ASGI, per conto dell'uomo che era arrivato a Trieste nell'estate 2020. Si tratta di una sentenza che, spiegano i legali, crea di fatto un precedente e condanna il ministro dell'Interno, che ha deciso di non costituirsi nel processo. Noi speriamo che questa pronuncia e anche l'attenzione che c'è stata anche da parte dei media a queste alle illegittimità e alle ripercussioni sulle vite umane che queste procedure provocavano possano indurre il Ministero dell'Interno a fermare l'applicazione di queste procedure al confine orientale. Nel dettaglio la sentenza contesta alcuni passaggi nelle riammissioni, in particolare il fatto che l'accordo tra Stati non sia mai stato ratificato dal Parlamento, la mancanza del rispetto della tutela delle persone in quanto è ormai certificato che vi siano trattamenti inumani e degradanti, in particolare in Croazia, e poi la violazione del diritto di difesa in quanto a nessun migrante riaccompagnato in Slovenia, circa 1240 solo nel 2020, sia stato rilasciato un provvedimento scritto. È un risultato davvero importante che sancisce in maniera definitiva che queste riammissioni, queste procedure di riammissione applicate al confine orientale sono illegali. Non tutti i respinti potranno però presentare ricorso in quanto servono i propri documenti personali che le polizie di Slovenia e Croazia spesso distruggono. Incendio in un'abitazione di Ciconico di Fagagna questa mattina, poco dopo le 10:30. Le fiamme si sono sviluppate nell'area della cantina per cause da accertare, probabilmente per il surriscaldamento di una canna fumaria collegata ad una stube. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Udine, nessuno è rimasto ferito, danni da fumo in tutta la dimora, in parte inagibile. E adesso ci spostiamo a Monfalcone per parlare di alcuni progetti che riguardano lo sviluppo del porto. Valorizzazione dell'occupazione. Sono stati questi alcuni temi dell'incontro tra il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cesinta, e il presidente dell'autorità di sistema del Mare Adriatico Orientale, Zeno D'Agostino. Obiettivo comune: trasformare il porto di Monfalcone nella punta di diamante di un'economia del mare corale. È fondamentale aver immaginato un percorso che chiude nel 2021
appunto con dei risultati che sono già avviati e sono la partenza del ragionamento, quindi un soggetto competente che interloquisce con gli operatori e per la prima volta a Monfalcone lo fa in maniera univoca. Io ritengo che questo sia un vantaggio per la prospettiva dei traffici. Col sindaco abbiamo fatto il punto della situazione, ci siamo resi conto che tutte quelle cose che in qualche modo ci eravamo messi in testa già qualche anno fa ormai stanno arrivando, sono arrivate, le stiamo conquistando. Quindi devo dire che è una soddisfazione anche per chi lavora nel pubblico vedere che riuscire a raggiungere certi risultati in tempi giusti, appunto, con una pianificazione che è stata fatta in maniera adeguata, in una ottica di relazione, di collaborazione con il Comune e con la Regione che è pressoché totale, quindi c'è una bella soddisfazione e si inizia bene l'anno. Questa sera, durante la puntata di Economai FVG, non da partire dalle 21, vi proporremo una intervista in esclusiva a Luigi Bettoni, direttore della Banca d'Italia, che dalla prossima settimana andrà in pensione. Parlando del 2021, non ha nascosto ragioni di ottimismo che stanno principalmente nella capacità di innovare delle imprese di questo territorio. Un aumento dei depositi bancari del 12% a fine anno, un segnale di come l'economia sia stagnante nonostante i tassi siano pressoché azzerati come mai accaduto nella storia. Luigi Bettoni traccia il bilancio di oltre 2 anni alla guida della sede del Friuli Venezia Giulia della Banca d'Italia, presentando il quadro economico difficile del 2020, guardando però con ottimismo al 2021, in particolare per quanto riguarda la capacità di innovare e di puntare sulla ricerca delle imprese del Friuli Venezia Giulia. E il fatto che ci sia un primato di queste start-up e di aziende rivolte allo studio della tecnologia significa che il Friuli non ha un'azienda stanca che si rivolge verso settori che possono diventare obsoleti, ma un'azienda vivace che reagisce ai cambiamenti che avvengono sul mercato internazionale. Ricerca e innovazione sono le basi. E quindi questo è fondamentale per resistere sui mercati internazionali. Poi Friuli e Venezia Giulia è anche una regione molto orientata alle esportazioni. Questo può essere un sintomo di debolezza se per caso si ferma il resto del mondo, se si ferma la Germania, ma è anche una espressione di forza perché significa che le imprese nostre sono presenti sui mercati stranieri, riescono a imporsi sulle imprese locali di vari mercati, in America come in Germania, eccetera. Ed ora andiamo a vedere le novità che riguardano Casa Cavazzini a Udine. Intervento di 1.200.000 euro, Casa Cavazzini, ovvero il Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Udine, disporrà di tutti i requisiti necessari per poter entrare a pieno titolo nel circuito espositivo internazionale che richiede il rispetto di precisi standard climatici, illuminotecnici e di sicurezza. Oggi sono cominciati ufficialmente i lavori nella struttura in cui saranno ripensati gli spazi di servizio interno che termineranno in tempo per organizzare la mostra La forma dell'infinito a cura di Don Alessio Geretti e del Comitato di San Floriano di Illeggio, la cui inaugurazione è prevista per ottobre. In ogni caso i lavori sono utili perché danno a Casa Cavazzini la possibilità di rinnovarsi e di adeguarsi anche alle nuove tecnologie per quanto riguarda la climatizzazione e anche l'uso dell'illuminazione. Il piano terra sarà utilizzato per le mostre permanenti e saranno ricavati spazi ricettivi adeguati a un'alta affluenza di visitatori, mentre al piano superiore saranno sistemate le grandi opere che saranno trasportate con un ascensore, la cui installazione è prevista nella corte esterna di Casa Cavazzini. Questi lavori sono principalmente legati alla sicurezza e alla illuminazione diciamo del secondo piano principalmente, perché queste opere hanno la necessità di avere appunto questi standard di carattere internazionale. La nuova Casa Cavazzini porterà in città non solo cultura ma anche affari grazie all'indotto determinato dagli importanti afflussi di visitatori e turisti. Per l'evento di ottobre se ne attendono almeno 60.000 richiamati dalle 60 opere provenienti dai più prestigiosi musei del mondo.
L'obiettivo della nostra amministrazione è molto ambizioso, è quello di portare grandi mostre a Casa Cavazzini e quindi di porre Udine al centro di uno scenario artistico internazionale. E soprattutto io valuto anche le ricadute economiche positive che ci possono essere per gli operatori della città. Per finire lo sport, quella di ieri potrebbe essere stata l'ultima partita in bianconero per Kevin Lasagna, pare fatta con il Verona. A un passo dall'addio, quella di ieri pomeriggio potrebbe essere stata una delle ultime partite in bianconero per Kevin Lasagna. La fumata bianca è infatti vicina per il passaggio al Verona dell'attaccante classe 92. Secondo Sky, le due società hanno praticamente definito il passaggio, trasferimento da 9 milioni e mezzo di euro più uno di bonus e per lui contratto di 4 anni e mezzo a 1 milione di euro a stagione. All'Udinese dal gennaio del 2017 Lasagna ha collezionato con la maglia bianconera 125 presenze, arricchite da 34 gol e 9 assist. In questo campionato 16 presenze per lui, 2 gol e un assist e una presenza in Coppa Italia. E l'Udinese come coprirebbe l'ulteriore buco in attacco oltre a quello creato dagli infortuni? Sondaggi sull'Hammers dell'Atalanta, ma li aveva fatti anche il Verona prima di scegliere Lasagna e Gasperini non vorrebbe cederlo. L'idea Llorente lanciata da Gazzetta, seppur di difficile realizzazione per l'ingaggio del giocatore attorno ai 2 milioni di euro e anche per il fatto che Gattuso aspetta ancora di vedere come starà Osimhen, non appare tuttavia del tutto fantasiosa. C'è anche il nome di Davide Dio dal Pordenone che fa gola a diverse squadre. C'è il Torino in pole position, ma a Udine l'idea piacerebbe molto. Termina qui questa edizione del nostro telegiornale, grazie come sempre per la vostra cortese attenzione, vi auguro un buon proseguimento di serata, arrivederci.